Cabrini. Rossi, gol! Rossi! Italia in vantaggio, Rossi, quinto minuto, Italia 1, Brasile 0. Socrates. Zico. E pareggio. Pareggio di Socrates. Rossi, Rossi. E ancora l'Italia in vantaggio. Errore di Junior, prontamente sfruttato da Rossi. Esce con Lovati zoppicando ed entra Bergomi. Distorsione di Collovati alla caviglia sinistra, entra Bergomi. Falcao e pareggio di Falcao. Falcao pareggia al 23esimo. Dalla bandierina Conti. Ed è il pareggio. Di nuovo Rossi su calcio d'angolo. Antonioni, Rossi, Oriali, Antonioni, gol, era fuori gioco di Antonioni, fischiato fuori gioco ad Antonioni, non è gol, un'azione splendida di contropiede, non era fuori gioco Antonioni. C'è un calcio di punizione in favore del Brasile. Eder ha parato Zoff, il colpo di testa, parato sulla linea il colpo di testa di Paolo Isidoro. Pericolosissimo il colpo di testa è di Leandro, parato nettamente al di fuori della linea, ancora un cross in area, esce para Zoff su Socrates. È finita, l'Italia è semifinalista, ha battuto il Brasile in una partita esaltante. Bergomi. Paolo, 3 gol dopo 3 anni, vieni Paolo. Dai Paolo. Claudio, vieni qui, vieni. Ti aspetti grande. Enzo. Che cosa è successo? Eccezionale. Una partita eccezionale, drammatica. Con loro che hanno giocato anche molto bene e c'era un rigore mi sembra netto nei confronti. Una delle più grandi giornate del calcio italiano. Veramente. Nemmeno vale Germania e Italia chiudono questa partita. Ciccio, una grande prova. Una grande partita. Grandissima prova. No, direi che ci abbiamo messo l'animo un'altra volta e siamo riusciti a portare a termine questo grosso risultato. Ci speravate? Ma ci speravamo sì, perché in effetti contro l'Argentina abbiamo dimostrato di essere all'altezza della situazione, però sapevamo anche che era molto difficile, però io credo che con la volontà e con il cuore questa squadra è arrivata effettivamente a centrare un risultato fantastico. Fin dove può arrivare? Non lo so, adesso ci concentreremo per quello che viene, comunque tutto quello che viene cercheremo di portarlo a termine nel migliore dei modi.